Eravamo nel 90 ed eravamo subito dopo il ritiro precampionato, dovevamo fare un amichevole a Bologna, quindi il campionato non era ancora iniziato. Diego finisce il mondiale e si doveva presentare una settimana dopo, decide, strana cosa, stranamente, di venire in ritiro e di raggiungerci lì a Imola. Viene a Imola, siamo in albergo, l'allenatore era Bigoni e mi dice: Ciro, mi raccomando, sei tu il capitano. Diego era arrivato in quel momento, sei tu il capitano, mi raccomando, io devo andare a vedere i nostri avversari in Coppa Campioni, quindi mi raccomando il gruppo, perché domani ci avete allenamento. Dico: no mister, stia tranquillo, stia tranquillo. Comunque se ne va il mister, allora cominciamo: ragazzi, ma stasera che vogliamo fare? Allora 6, 7, 8, 7 di noi decidiamo: perché non andiamo in discoteca? Come in discoteca? Sì, dai, andiamo in discoteca. Faccio: ma ci servono le macchine. Baroni aveva la macchina e dico: Marco, ci puoi prestare la macchina? Vogliamo andare in discoteca? E dice: sì, sì, prendetela. Ci serviva un'altra macchina. Vado da Carmando e gli dico: Carmando, ci serve la macchina perché dobbiamo andare in discoteca stasera, mi raccomando, stai zitto, non dire niente, noi poi torniamo in nottata. E lui: no, 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 Ciro, non esiste proprio, non esiste proprio. Dico: va bene. Vado in camera di Diego, che c'aveva una suite, dico: Diego, senti, noi stasera stavamo pensando di venire in discoteca, che vuoi fare? Vuoi venire? Neanche a dirlo, ovviamente. Faccio: sì, vengo, vengo. Allora dico: sì, c'è un problema, che abbiamo una sola macchina, siamo in 8 e ci serve un'altra macchina. E lui mi fa: e chi è che c'ha la macchina? Dico: no, ce l'ha Carmando. Vabbè, qual è il problema? No, e Carmando non ce la vuole dare. Aspetta un attimo. Mi fa: allora ci nascondiamo nella suite, lui chiama, alza il telefono della camera e chiama Carmando, dice: Carmando, vieni subito in camera per cortesia. Carmando entra, noi eravamo nascosti, e dice: Carmando, ho bisogno della macchina perché dobbiamo andare in discoteca stasera. Sì, sì, Diego, te lo vado subito a prendere le chiavi.